Il trofeo Ventimiglia, aggiunto alla nona edizione, conferma l'ascesa delle donne nel campo dell'enogastronomia e della sommelierie. Ad Alasso, nella città del Muretto, le alunne dei migliori istituti alberghieri italiani si sono aggiudicati i primi posti. L'alberghiero di Siracusa Federico II di Svezia, rappresentato dalle alunne della quinta A ristorazione Francesca Mangiafico e Sara Parisi, accompagnate dal professore Bongiovanni, insegnante di Sala Bar, conquista il secondo posto nella prova dedicata alla preparazione del cocktail arancini a base di succo d'arancia, rosolio, alfico d'India e gin. Il cocktail preparato dalla lunga Parisi ha deliziato il palato dei giurati, sorprendendoli con la decorazione di stringhe di bucce d'arancia. Ciò ha consentito di conquistare il secondo posto del trofeo Aibes Cocktail Competition con 334 punti. Nella prova al flambé la lunga Mangiafico conquista con 292 punti il quarto posto del trofeo Amiga e Ice, l'alta delle trinciare con il piatto fragole tricolore, uno splendido connubio di colori e sapori della terra siciliana.